Victoria Osage, Roberta Siracusa, Tiziana Gentile. Non è stata certo una fredda ma leggera pioggia a fermare la cerimonia in municipio nella quale si sono ricordate per nome e cognome le donne vittime di violenza nel 2021. Una riflessione voluta dalla Commissione per le pari opportunità accompagnata dal malinconico suono di un violoncello. Tanto sgomento come quello che suscitano i dati del Centro Veneto Progetti Donna per la provincia di Padova. 907 le donne che in tutto il 2020 avevano chiesto aiuto, già 950 al 31 ottobre di quest'anno, una media di oltre 100 al mese. È un numero positivo perché vuol dire che sempre più donne riescono a chiedere aiuto e a considerare il centro antiviolenza un punto di riferimento, un luogo protetto in cui potersi rivolgere e trovare il sostegno che desiderano. Chi aiuta finanziariamente queste strutture? Il Comune di Padova, spiega la Zanni, da sempre sostiene le case rifugio per le donne. Stato e Regione danno pochissimo. Parliamo di 25 centesimi al giorno da parte dello Stato e della Regione per ogni donna accolta, una cifra veramente ridicola se pensiamo al lavoro che ci sta dietro ad ogni donna accolta. L'Istat l'ha addirittura misurato in 82 ore all'anno. E pensiamo insomma che le istituzioni, a partire dal nostro governo e poi la regione, chiunque, deve fare molto di più. Privati e aziende possono dedurre dal reddito le offerte al Centro Veneto Progetti Donna. Abbiamo diverse anche finanziamenti da enti privati, da fondazioni, da aziende che si spendono per questa tematica e ci sostengono sia economicamente ma anche attraverso proprio una rete nel territorio che riescono ad attivare, anche ospitandoci magari nei luoghi di lavoro per parlare della tematica e facendo sentire la loro vicinanza anche in attività di sensibilizzazione. Per noi è importante che sempre più persone ci stiano accanto e riconoscano che il fenomeno della violenza maschile sulle donne può essere affrontato solo in rete, solo insieme. Il 90% delle violenze denunciate dalle padovane proviene da relazioni intime, meno del 5% da sconosciuti, un altro 5% da colleghi e superiori di lavoro. Solo il 25% delle donne sporge denuncia. Ricordiamo che oltre al numero verde nazionale 1522, in provincia di Padova è attivo anche il numero 800 81 46 81.